in occasione del 90° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, è stato intitolato il monumento ai caduti sardi ed ai caduti biellesi. L'area, voluta dal Circolo Culturale su Nuraghe di Biella, prende il nome dal vicino torrente Cervo. Il nuraghe è inserito all'interno di un giardino mediterraneo, in cui sono piantumate anche delle essenze botaniche sarde, per ricordare i nuovi nati nella comunità sarda di Biella. I blocchi di roccia biellese che compongono il nuraghe sottolineano l'antico legame tra Biella e la nostra isola. Presenza nella cerimonia, quali graditi ospiti, le autorità nella persona del vicario del prefetto, la dottoressa Trematerra. Per la questura di Biella è presente il dottor Piantanese, nonché sono presenti gli agenti della polizia penitenziaria della caserma Alessandro Salaris di Biella, guidati dal dottor Gisberto Granucci. Durante la cerimonia verrà innalzato il tricolore, affiancato dalla bandiera sarda e da quella piemontese. All'esterno sarà innalzato il vessillo della Comunità Europea. Prende ora la parola il professor Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo su Nuraghe di Biella, porgendo il saluto ai convenuti. Il primo ringraziamento va a tutti voi che siete qui in quest'area monumentale, ma va alla Prefettura di Biella, la massima autorità della nostra provincia, presente nella figura della dottoressa Trematerra, viceprefetto vicario, e della questura, presente ufficialmente dal rappresentante dottor Piantanese. Sono qui al nostro fianco per onorare il tricolore che abbiamo innalzato, l'alto simbolo che rappresenta, che ci unisce e che ci rende fratelli. Quella italiana, di Piemonte e di Sardegna in particolare, è storia con radici lontane e profonde, storia che attraversa i secoli e i millenni. I 150 anni che celebriamo oggi sono solo temporalmente la parte più vicina, più prossima, anche se a volte quella meno conosciuta e sovente la più taciuta. Due sono i momenti cardini del nostro essere qui, oggi: alzare il tricolore e la preghiera di benedizione con il nostro cappellano Don Ferdinando Gallu, unitamente all'antico gesto beinaugurale delle donne del grano. Tradizione, ricordo e devozione a Maria, Deipara, Madre di Dio, attraverso lo stesso percorso di fede e di cultura
sulle orme dell'antesignano nostro Sant'Eusebio da Cagliari, primo vescovo di Vercelli, patrono del Piemonte, inviato qui 1650 anni fa a cristianizzare le popolazioni alpine. Siamo qui per celebrare, ricordare e onorare. Celebrare una ricorrenza dell'Unità d'Italia, un anno di manifestazioni che rimandano all'ideale di unità, sogno, pensiero e azione dei nostri padri, che hanno lottato e dato la vita per costruire l'Italia in cui oggi noi viviamo. Grande è stato il contributo di tutti. La nostra isola ha dato all'Italia il titolo di regno, ha dato il nome, il fondamento giuridico e le istituzioni. Dalla Sardegna e da tutte le regioni del nuovo Stato unitario, copioso il contributo di sangue all'Italia. I figli migliori, un'intera generazione è stata chiamata a servire, a combattere nella Grande Guerra, conosciuta come la Quarta del Risorgimento. 600.000 morti in tutte le città e in tutti i paesi d'Italia, anche i più piccoli. Una lapide ricorda questo tragico evento con lunghi elenchi di nomi. Le pietre di Nuraghe Kervu, edificate nel 90° anno dalla fine del primo conflitto mondiale, vogliono ricordare e accomunare il sacrificio dei 13.602 caduti sardi e dei 523 caduti biellesi. Durante questo anno di celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia vogliamo ricordare e onorare anche questa memoria, perché attraverso gesti e simboli si perpetua, eternizzandola la memoria stessa. Oggi, a volte, anche alzare il tricolore può sembrare problematico. Per questo abbiamo chiesto agli uomini della Polizia Penitenziaria di Biella di unirsi a noi per ripetere un gesto che ci accomuna: alzare solennemente il tricolore sul pennone più alto di questa area monumentale. Gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria forniscono oggi al nostro Paese un servizio silenzioso e discreto, ma essenziale per il funzionamento dello Stato e il buon vivere della comunità civile. Sul territorio provinciale la sezione di Biella rappresenta la forza di pubblica sicurezza numericamente più consistente, tra le cui fila sono presenti persone di tutte le estrazioni regionali della penisola. All'interno del reparto, poi, un non trascurabile peso ricoprono gli agenti di origine sarda e la locale caserma di Biella porta il nome di Alessandro Salaris, servitore dello Stato che ha avuto i suoi natali sulla nostra isola. Oggi sono presenti con le loro divise di gala, con il loro comandante, dottor Gisberto Granucci, che ringraziamo. Ci onorano della loro presenza, permettendoci di far sventolare la bandiera che accomuna tutti gli italiani, nel ricordo e non solo nei campi dello sport. Attraversiamo momenti di difficoltà, non solo economiche. A Biella la comunità di sardi è in piena sintonia con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quando ricorda che a formare l'Italia hanno contribuito uomini di diversa fede politica, ma tutti di altri ideali. Perfetta condivisione, inoltre, con quanto affermato dal cardinale Angelo Bagnasco, quando dice che l'Unità d'Italia è un vero e proprio tesoro per tutti. I festeggiamenti possono essere, continua Bagnasco, una felice occasione per un nuovo innamoramento del nostro essere italiani. Viva l'Italia unita, viva la Sardegna e viva Nuraghe Kervu! Ora 3 donne del grano si muoveranno disponendosi davanti al picchetto nei pressi dei pennoni. Si procederà ora alla benedizione delle bandiere, dei soldati e delle persone presenti.